Un 2013 da dimenticare, con l'industria che continua a perdere posti di lavoro, meno 9.600 posizioni, e le costruzioni che ne perdono 5.008. In Veneto, fra il 31 dicembre del 2009 e il 31 dicembre del 2013, le imprese attive sono diminuite di 16.000 unità. Certo, anche i prestiti bancari non sono d'aiuto e a dimostrarlo è anche la contrazione di meno 3,2% a settembre rispetto al 2012. A fallire in totale nel 2013 sono state ben 10.000 imprese. Purtroppo il 2013 è stato un anno che ha confermato che è stata una situazione di recessione economica pesante che si è ovviamente tradotta in dati negativi per l'occupazione. Per la prima volta scendiamo sotto il 64% come tasso di occupazione in Veneto. Il tasso di disoccupazione sale al 7,6%, ma la cosa ancora più preoccupante è che continua la perdita di posti di lavoro dipendenti. Dato ancora più allarmante, la disoccupazione giovanile, con ragazzi sotto i 30 anni che non lavorano e non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro, così come gli stranieri, gli over 55 e chi non ha titoli di studio. Questa volta, come in tutti gli altri casi, la crisi crea selezione di imprese. Infatti l'anno scorso noi avevamo un dato che quest'anno riprodurremo a breve, che nel meccanismo di perdita di posti di lavoro il buon 40% di imprese incrementa l'occupazione, un 60% resta stabile e un 20% perde occupazione, un 40% resta stabile e un 20% perde occupazione. Quindi inevitabilmente ci sono imprese che si stanno ristrutturando, che stanno ripartendo, questo è l'elemento positivo. Sicuramente sarà un modello diverso, una manifattura diversa.